tutta questa realtà di connivenza fra politici, magistratura e condottieri delle banche, che a un certo momento si difendono uno con l'altro, quindi è uno Stato mafioso fondamentalmente, perché invece che cercare di realizzare la giustizia davanti a queste realtà, va bene, preferisce non parlare e non prendere decisioni. Io dico, questo è un omicidio, questo è mandare la gente al capestro. Guardi che la gente sta veramente cominciando a esasperarsi. Dove andiamo a finire? Cosa capiterà? Chi risponderà? Ce ne sono tanti di politici qua oggi. Sì. Ci ha parlato, gli chiederà qualcosa? Guarda, io credo che loro prima di tutto siano dei cittadini che hanno avuto un po' di coscienza di venire. Ma io credo che davanti a sto fatto, se tutta la Camera e tutto il Senato e tutti i partiti che dovrebbero dire è un fatto che ci riguarda personalmente, se siamo persone oneste. Anch'io non ho mica soldi nella Banca Veneto o nella Banca di Vicenza, però mi sento in dovere, prima come uomo che come prete, di dire i soldi rubati vengono dati. In meeting era uno che portava via per i calzetti nel supermercato, e lì era gente che portava via miliardi. Insomma, no, non stanno in cielo né in terra. Ma avete presentato un esposto, Don Enrico? Questo non lo so che c'è stato un esposto, ma io ovviamente sono un po' il referente morale della situazione, anche se do tutto il mio contributo, quindi lì bisogna chiedere probabilmente o all'avvocato Armand o a qualche altro.